Stiamo portando avanti un progetto che si chiama Alta Via dei Iberici ed è un progetto che collega le strade comunali dismesse in collina, siamo a circa 400 metri sul livello del mare, ed è in questo meraviglioso territorio che si chiama appunto Colli Iberici, costituito da un parallelogramma di circa lungo 24 km per un'estensione di 160 km quadrati. Tappa obbligata Villa Valmarana ai Nani, nel cuore della Valle del Silenzio. Una dimora affrescata dalla mano di Giambattista e Giandomenico Tiepolo. A 5 minuti da Villa Capra, la Rotonda. Dove c'è? Ferma! Ehi là! La vedi quella? Non dirmi che questa qua è la tua casetta di campagna, magari. Magari. Quella là è Villa Capra Valmarana, detta la Rotonda, uno dei capolavori del Palladio. Ma tu lo sai, dato che sei tanto esperto, perché il proprietario l'ha voluta rotonda? No, questo non... Perché si mormora che la suocera diceva sempre al proprietario: nella tua casetta ci sarà sempre un angolino per me, vero? E lui l'ha fatta rotonda. Questo motivo penso. Andiamo. Shh, parliamo piano. Perché? Perché adesso andiamo nella Valle del Silenzio. Allora, Valle del Silenzio. Il percorso prosegue attraverso contrade di campagna fino a raggiungere il lago di Fimon, un bacino lacustre che risale all'età preistorica. Reperti di un villaggio di palafitte sono stati rinvenuti lungo le sponde e intorno la dolcezza dei Colli Iberici. oh, finalmente arrivati a una delle nostre tappe, no? Ecco qua. Eccoci qua. Ma tu te lo ricordi il lago di Fimon, Madonna, il lago di Fimon, famosissimo luogo per le gite, i picnic. gite. E mi ricordo una volta che si fantasticava, quando eravamo ancora un po' più giovani, che il lago di Fimon avesse un mostro, un drago. Mezzo pesce, mezzo drago. Dai, sì. non vorrei mica credere a queste storie qua. Chi, io? Il lago di Fimon come il mostro di Loch Ness. Dai, non avrei mica paura, dai. Ascoltami, tanto per non sbagliare, è meglio che non si Io- sa mai che... il mia magna! Dici che il mostro è il drago. Quando voi lasciate la pista ciclabile a Longara e vi inoltrate nelle valli di Fimon, da Longara in avanti percorrerete esattamente il ciglio del lago così com'era fino alla grande bonifica che è avvenuta tra il 1400 e il 1500 d.C. Alcugnano è un posto fantastico, un luogo collinare a 2 passi da Vicenza con un bellissimo lago, il lago di Fimon. Il lago di Fimon attrae tantissimi turisti e viandanti sia vicini che lontani. Percorrendo questa strada, guardando verso la vostra destra, immaginate di vedere sempre acqua e ogni tanto anche di immaginare qualche villaggio
palafitticola, perché dal 4500 al 3500 a.C. ci sono stati degli interessanti insediamenti antropici in queste valli. Proseguendo poi lungo questo ciglio strada, arrivate alla borgata del lago di Fimont. Il lago di Fimont fino al 1960 è stato di proprietà privata degli abitanti del posto e ognuno aveva il suo pezzo di lago. Concluso il periplo del lago, si completa il giro della valle, salendo fino alle torri di Arcugnano. Qui c'è anche Villa Franceschini, la cui facciata ricalca quella della Rotonda, ma è di epoca più recente. Risale alla fine del Settecento ed è opera di Ottavio Bertotti Scamozzi. Il lago di Fimont ha delle caratteristiche specifiche, dalla castagna d'acqua, che è una sorta di piccola ninfea, ai pesci siluro, alle carpe. Pescatori da tutta Europa vengono a visitarci. Le colline vicentine sono cuore della produzione vitivinicola da secoli. Le cantine di Villa Piovene e Porto Godi risalgono al Cinquecento. Queste sotto la villa sono sempre state cantine, poi sono state chiaramente un po' cambiate, un po' sistemate, sono state introdotte queste botti che sono quelle tutte di origine francese, le barrique e tonneau. Mentre la cantina, che adesso non si vede, che è alle spalle, era una vecchia ghiacciaia, quindi era praticamente il frigorifero del paese di Toara, dove veniva ammassato d'inverno il ghiaccio che veniva preso dai fossi della campagna e venivano messe le provviste. Questo olio è un olio che si situa nella categoria del fruttato leggero. Ci sono tre fruttati: leggero, medio, intenso. L'olio dei Belici, e fondamentalmente del nord, è un fruttato leggero, lo si può capire dalla qualità del sole, del terreno, che ovviamente non abbiamo certo la forza dell'olio siculo o d'altro. È un olio estremamente fruttato, con sentori di mandorla, di erba sfalciata e un retrogusto di pomodoro verde. Questo ha un'acidità nell'olio bassissima ed è una cosa estremamente importante. Invece è ricco, molto ricco di polifenoli, che sono gli elementi conservanti, quindi conservano l'olio e nell'assunzione conservano noi stessi. Per i ciclisti, al di là dell'alta via che è ancora in fase di realizzazione, ma sarà una cosa molto immediata, ci sono tutti gli argini dei fiumi. Noi abbiamo parecchi fiumi e gli argini, il Guà piuttosto che il Bacchiglione, si può fare. Abbiamo poi anche la ex FTV, che è diventata una pista ciclabile, e quindi da Vicenza a Noventa si può percorrerla tutta. E poi abbiamo due itinerari: l'itinerario della terra alla tavola e l'itinerario della pietra. L'itinerario della pietra va sui monti e costeggia appunto le cave e le ville, diciamo, più note che abbiamo
disseminate nei colli iberici. L'itinerario da terra a tavola invece, come dice la parola, va in cerca nella campagna, nella pede collinare, di tutte quelle realtà che producono i prodotti tipici dei nostri colli. E se tutti i salmi finiscono in gloria, anche l'escursione sulle tracce del Palladio non tradisce questa vocazione. Vocazione che a Monteberico si traduce in spiritualità. Monteberico sta a Vicenza come San Pietro sta a Roma. Quindi è un punto importante e focale anche per tutto il territorio, perché sono numerosi i pellegrini che arrivano certamente dalla provincia, da tutto il Veneto, ma anche dal Triveneto, in visita a questo luogo, prima di tutto per chiedere grazie, ma poi c'è sempre una ricaduta, come spesso accade, nell'indotto sul territorio. Alle mie spalle c'è la tela di Paolo Veronese che rappresenta la cena avvenuta in casa di Papa San Gregorio Magno. Ed è questa una delle mete, diciamo, principali di chi intraprende il turismo dal punto di vista religioso. Prima parte dalla basilica, dal santuario, e poi nell'uscire si ferma a visitare, a vedere questa tela che rappresenta un po' anche il senso del pellegrinaggio, il senso del santuario, perché nel santuario si esprime sempre anche la carità. 3 anni fa, con l'anno accademico 2011-2012, presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Santa Maria di Monteberico è iniziato un corso di laurea magistrale, quindi corrisponderebbe al +2 di università, alla specializzazione, dedicato ai santuari. Il santuario, luogo del sacro, meta di pellegrinaggio e centro di civiltà. Abbiamo pensato questa laurea che potrebbe anche in un futuro, speriamo prossimo, visto il colloquio che abbiamo aperto con la Regione Veneto, provare una forma nuova di lavoro, l'operatore in turismo religioso-culturale. Un attimo! Oh. Va bene, avanti! Mamma mia! Oh, yeah. Oh, guarda che panorama stupendo! Eccoci arrivati davanti alla Basilica di Monteberico, che è la conclusione del nostro itinerario di oggi, dedicato ai paesaggi del Palladio. È un'esperienza, è stato un viaggio molto entusiasmante che ha messo in moto tutti quanti i sensi, la vista, il gusto, e soprattutto abbiamo visto dei panorami stupendi, dei posti stupendi. E anche oggi possiamo dire con orgoglio che da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni canton, che c'è qualcosa di buon e di bello, perché questo è il Veneto, tra terra e cielo.